fatto un tour all'interno di Villa Fazio, vogliamo fare un elenco delle cose che si devono fare, perché la struttura e il corpo centrale è pronto, ma tutta la parte esterna invece è completamente da sistemare. Allora, innanzitutto l'accessibilità per i disabili, quindi scivole per quanto riguarda i disabili. L'ingresso deve essere innanzitutto utilizzabile senza barriere architettoniche, cose che non ci sono, quindi la messa in sicurezza prima di tutto, perché è importante. La ristrutturazione, i laboratori, per quanto riguarda i laboratori dove fare l'attività i ragazzi, i gambetti che sono in uno stato di abbandono e non si è pensato di riqualificarli, e l'ingresso soprattutto perché quello là che rispecchia il corpo centrale e va bonificato, e poi la messa a dimora di tanti alberi che arricchirebbe Villa Fazio. Alle sue spalle vediamo poi un traliccio che dovrebbe essere tolto perché è un pericolo per la sicurezza ma anche per la salute. Ma soprattutto per la salute, quindi questo deve essere rimosso immediatamente. Abbiamo già scritto, l'abbiamo detto, e voglio che Avete scritto a chi? Abbiamo scritto al sindaco, all'assessore Troiano, all'assessore Daga, al responsabile del progetto, la dottoressa Deffa, il responsabile territoriale che è la dottoressa Cerami. Abbiamo scritto anche all'APA segnalando che c'è un pericolo per quanto riguarda la salute pubblica. Trattasi di un luogo dove devono andare a fare attività i ragazzi, quindi sarebbe opportuno spostarlo immediatamente. Se non avete risposte, cosa intendete fare? Se non abbiamo risposte non ha senso che esiste il polo educativo a Lebrino, o quantomeno chi ha progettato il polo educativo a Lebrino si assume le sue responsabilità. Noi cercheremo di scrivere anche al Presidente Crocetta, dopodiché se non abbiamo risposte nemmeno da lui, una nota la faremo anche alla Comunità Europea, perché i finanziamenti sono venuti attraverso la Comunità Europea. E parliamo di che cifra? 1.400.000 euro. E Librino ovviamente vuole che comunque si ridia dignità a quella che era una struttura che rappresentava il fiore all'occhiello, come ci diceva. In parte Librino vuole la sua dignità e non vuole che si dica che a Librino è stato fatto un progetto che con una struttura dove sono stati spesi soldi non idonei.